mi sembra quasi uno scaricare una responsabilità di un provvedimento che in questo momento non è di competenza del sindaco. È chiaro che adesso ci dovremo sedere a un tavolo, dovremo capire anche con il prefetto e il questore quali indicazioni sarà meglio seguire, però è logico che adesso viene stravolto tutto quello che ho pensato fino a 2 minuti fa. Fino a pochi minuti prima l'assessore Diego Bonavina era al lavoro per mettere a punto un provvedimento per regolamentare il traffico pedonale lungo via Roma, la strada del centro storico di Padova, presa d'assalto lo scorso fine settimana. Si stava ragionando su un possibile senso unico di marcia per i pedoni, veicolando anche l'afflusso alle piazze. Il comune si aspettava disposizioni più forti a livello regionale per gestire la mole di persone che hanno affollato la città. In queste ore però, dopo la presa di posizione del governatore Luca Zaia, l'assessore alla sicurezza ha organizzato una riunione con prefetture e forze dell'ordine per definire ulteriori provvedimenti da mettere in campo, come quelli per esempio decisi prima di Natale. Non si esclude dunque nemmeno un blocco del traffico per chi dalla provincia vuole recarsi a Padova. Capiremo quali sono le situazioni più da attenzionare. Ma potrebbe tornare in auge anche il blocco a questo punto? Allora, assolutamente sì, potrebbe, da questo punto di vista è una decisione che, vista la situazione, si potrebbe anche riconsiderare, però io parto da un passo prima. Il passo prima è che abbiamo sempre fatto tutto quello che governo e regione hanno deciso e ci hanno detto e consigliato di fare